Fiere dintorni è ospite presso l'agriturismo e bed and breakfast La Baita, un luogo meraviglioso immerso nel paesaggio del Carso, a soli 2 chilometri dalla Slovenia, a pochissimi minuti da Trieste, quindi dalle fiere, dal Trieste Espresso, vicinissimo al mare, in mezzo alle colline. Andiamo insieme a visitarlo. Sì, noi siamo un'azienda agricola appunto del Carso, siamo appunto la fattoria Carsica Baita, siamo a Sales, su circa 250 metri sul livello del mare. Siamo dapprima allevatori di manzi e maiali, e dopodiché l'azienda si diletta anche con la viticoltura. Sono tutti allevamenti allo stato brado, sia quelli suini che quelli bovini. Per quanto riguarda quelli bovini alleviamo una razza particolare, gli Scottish Highland, che sono dei manzi importati diciamo dalla Scozia. Per quanto riguarda i maiali alleviamo il classico maiale, il large white, il maiale bianco, anche lui allevato allo stato brado su un appezzamento di circa 5 ettari, con i quali con costanti macellazioni settimanali abbiamo una notevole produzione di appunto il prosciutto crudo del Carso, ovviamente altri salumi e ovviamente carni fresche. Poi gestiscono o comunque servono sia lo spaccio enogastronomico dell'azienda che l'agriturismo annesso all'azienda. Questo terreno ricco di ferro, di ossido di ferro, il che rende un terreno già di per sé argilloso, estremamente rosso, di un colore rosso molto vivace, il che poi dona delle caratteristiche particolari ai 3 vini autoctoni che produciamo, i bianchi Vitowska e Malvasia e il rosso Terrano, conosciuto dalla notte dei tempi, ancora dai tempi di Maria Teresa dell'impero austro-ungarico. Proprio di recente che con il Terrano 2008 abbiamo appunto ricevuto questo riconoscimento, il premio Terrier appunto alla fiera autoctona di Bolzano. Cucina continentale derivante dall'impero austro-ungarico, dall'influenza austro-ungarica fino alla cucina mediterranea, siccome ci troviamo appunto nei pressi del mare. Quindi quanto riguarda i risvolti della cucina austro-ungarica parliamo senza dubbio della Iota, è una minestra tipica, un primo piatto, una minestra tipica del Carso fatta con appunto i crauti acidi, piatto prettamente tipicamente comunque austriaco o tedesco che dir si voglia. Gnocchi di patate, ovviamente il goulash dagli riflessi ungarici, alla cucina un attimino più mediterranea con griglie alla brace o comunque dalle cose un attimino più fresche, più magre. Parliamo anche di una cucina abbastanza balcanica con i cevapcici, un piatto tipico, sono delle piccole salsicette miste di carne suina bovina, le patate in teccia che sarebbero delle patate sempre aromatizzate con pancetta e cipolla, per poi concludere magari con un dolce che sarebbero gli struccoli cotti, che sono dei particolari strudel che vengono invece di essere fatti in forno, vengono bolliti dentro un cencio. Sono fatti con le noci, sono fatti con uvetta, possono essere con ricotta. E vi posso assicurare che queste sono veramente delle specialità ottime al palato.